con mister Allegretti al termine del pareggio fra Villa Valle e Clivense. Mister, un pareggio che portiamo a casa, un punto in trasferta con il gol preso dopo pochi minuti, rimanendo in 10 uomini per tutto il secondo tempo. È più un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Mezzo pieno per come è andata la partita, per come ha sofferto la squadra, per come è stata in grado di interpretare l'inferiorità numerica e di sicuro abbiamo fatto una partita diversa rispetto alle altre, ci siamo trovati a difendere un risultato, l'hanno fatto molto bene chiudendosi, poi è chiaro che in alcuni particolari dovevamo essere probabilmente più maliziosi nel far salire la squadra. Detto questo, c'è stato per l'ennesima volta un errore che che ci troviamo ormai troppo spesso a commentare ed è impossibile dopo un minuto subire un calcio di rigore, quindi sono errori che basta, non dobbiamo più commettere e anche continuare a dire che dobbiamo lavorare su questi errori diventa poi troppo banale perché è stata una partenza eh, quasi difficile da commentare perché comunque noi ci siamo preparati tutta la settimana, abbiamo fatto un ottimo riscaldamento per poi già andare sotto dopo un minuto diventa poi difficile. Ci portiamo comunque a casa la reazione, il secondo tempo, che è comunque dove la Clivense ha avuto le sue occasioni. Certamente rimanere in 10 espulsioni di Mamadou poi non ha aiutato tutta la ripresa. Ma sì, ma insomma noi ci trovavamo ad affrontare una gara dopo aver commesso un sacco di errori perché abbiamo subito troppe ripartenze, quindi è chiaro che abbiamo pensato di rimanere più compatti eh, e quindi di non concedere troppo campo, a differenza delle altre partite non andavamo a attaccare altissimi e tutto sommato ci siamo trovati poi soprattutto dopo l'1-1 che siamo stati bravi a riprenderla, a fare questo tipo di partita. È chiaro che poi dopo rimani in inferiorità numerica e quindi anche tutto questo che è stato preparato, sul quale abbiamo parlato e poi viene a meno perché ti trovi a dover per forza chiuderti ancora più di quanto ci eravamo detti. E poi qualche episodio, qualche decisione, più di uno non a favore. Se c'era il cartellino rosso per Mamadou, c'era anche un altro cartellino rosso per gli avversari sul finale. Ma io quella l'ho appena rivista, quindi poi lascio che siano altri a commentare. Io preferisco pensare alle cose sulle quali posso lavorare. È stato talmente evidente che oggi nei particolari ci sono state letture diverse. Quindi poi dopo, quando soprattutto ricevi un cartellino rosso da ultimo uomo che ultimo uomo non era, ti trovi ad affrontare 60 minuti in inferiorità e quindi diventa difficile. Ora testa Club Milano già mercoledì. Sì, domani a differenza di settimana scorsa ci sarà il giorno libero, i ragazzi hanno bisogno di recuperare, è uscito malconcio Poletto che andrà a mettere i punti, Colferai ha sentito ha avuto un risentimento muscolare, non avremo Momo, ma abbiamo tanti giocatori, quindi l'importante è che ci prepariamo perché appunto mercoledì c'è subito un'altra gara e quindi dobbiamo voltare pagina. Grazie.